voglio iniziare da metà, non credo sia un affronto. Ti muovi con lo sguardo, cerchi la tua identità. Se puoi cerchi lo scontro, non c'è un volto che ti appaga in questa squallida città. Segui in ogni movimento, in ogni singolo momento, spara. E non credo che sia uno sbaglio ripartire sempre al momento giusto. Non credo sia uno sbaglio prendere ad esempio sempre solo un buon maestro. Perché se l'unico mio intento è uscire incolume di qui, there must be some way out of here. Credo sia uno sbaglio avere un modello comportamentale detto di serie B. Credo sia un abbaglio prendere ad esempio un modello estetico piatto così. Credo che sia meglio dar maggiore spazio, sempre tenuto almeno fuori di qui, dove le stelle sai non cambiano mai nel cielo. Non riesco mai a fermarmi, non riesco a rilassarmi, non riesco più a ispirarmi, no, non riesco più, perché sei l'unico tuo esempio, mondo sterile così. There must be some way out of here. Credo sia uno sbaglio avere un modello comportamentale detto di serie B. Credo sia un abbaglio prendere ad esempio un modello estetico piatto così. Credo che sia meglio dar maggiore spazio sempre al contenuto, soprattutto fuori di qui, dove le stelle sai non cambiano mai, e anche gli occhi tuoi si specchiano nel mio cielo. Giuseppe Fiori. Grazie. Questa era la canzone numero 2 di questo album che, se non sbaglio, hai prodotto con Lele Battista, o meglio, ti ha prodotto Lele Battista. Prodotto da Lele Battista. Prodotto da Lele Battista. Com'è andata, diciamo, questa collaboration? Io avevo conosciuto Lele durante la produzione di un altro disco con una band con cui avevo suonato. Si chiamava Gli Aria di Neve, figurati, era 2008-2009. L'altro ieri, adesso non dire così, tu mi hai parlato del 92, del 94, tu dici, io mi sento, sai, mi fa un po' paura quando tu parli così, però giustamente, effettivamente hai ragione, sono passati già 10 anni. Sono passati già 10 anni, esatto. E dunque io poi avevo questi pezzi, glieli ho fatti sentire, a lui sono piaciuti ed è nata questa collaborazione, diciamo, lui ha dato un vestito a queste canzoni che avevo scritto, così come le sto portando stasera, chitarra e voce. È stato, diciamo, immagino una situazione, almeno per dei musicisti, esaltante, perché poi ti metti lì e dai corpo a queste che sono, diciamo, le tue. Tu tra l'altro con le collaborazioni sei uno che ci dà dentro, perché hai collaborato con un sacco di gruppi, in particolare con i Rezophonic. Sì. Siete stati in giro ovunque, hai fatto belle esperienze. Siamo stati in Russia, siamo stati in Siberia, siamo stati come Albano, siete fatto, che siete andati straordinario. È vero che lì arrivi. Era con noi anche Federico Malandrino, che è qui presente stasera. Gli farei un applauso. Facciamo, è stato anche tu in Russia. Una bella accoglienza, com'era lì il service audio perfetto? Non è vero che invece hanno tutto. Le prese di come sono uguali, sono tedesche, come sono? Sì, cambiano un po', però le nostre prese vanno bene, quindi Scusa, a me basta quello. Va bene, adesso lo so che tu dici, ma perché mi fai dire queste robe? Tu sei concentratissimo per fare la prossima canzone, ma insomma sai anche che la radio è fatta di queste cose, ma ne parleremo dopo. Qual è la prossima canzone che ci fai ascoltare? Il prossimo pezzo si chiama Nonostante tutto, è tratto sempre da Spazi di vita scomodi, ed è uno degli ultimi pezzi in questo caso invece. Nonostante tutto, Giuseppe Fiori qui al Salotto.
fatto trascorrere, nonostante il fatto che ho sempre in mente i giorni che mi hai fatto dividere tra le false percezioni, distraendo i miei errori da quello che non riesco a comprendere. E guardando da lontano verso nuove direzioni, è tardi per riuscire a nascondersi, nonostante tutto e niente mi rimane distante la tua voglia di vivere. Ti vedo anche senza raggi X e ti leggo nel pensiero ogni falso movimento. Vivo anche senza essere lì fra il mio cuore e il tuo sole, amore. Nonostante tutto è sempre assente la mia voglia di tornare a dividere ogni cosa, ogni giorno, e la gente che rimane distante dal mio modo di vivere. Ti vedo anche senza raggi X e ti leggo nel pensiero ogni falso movimento. Vivo anche senza essere lì fra il mio cuore e il tuo sole, amore. Viverò anche senza raggi X mentre leggo nel futuro ogni tuo ripensamento. Vivo anche senza essere lì fra il mio cuore e il tuo sole, amore. Wow, ha fatto il finale così, diciamo, a botto. Giuseppe Fiori. Allora, senti, tu sei anche un collega, diciamo, radiofonico, perché hai un programma che si intitola Let's Spend the Night Together, dove tra l'altro... L'hai detto bene, sei uno dei pochi che non riesce a pronunciare, perché si impappinano sulle S, ce ne sono troppe. Ma io con i Rolling Stone mi sono esercitato tanto, quindi diciamo ero abbastanza pronto, e poi in qualche modo sono anche stato, come dire, ospite di questo tuo spazio che, se non sbaglio, fai su Radio Milano Popolare, no? Radio Popolare a Milano, esatto, sì. A Milano, e anche lì come, diciamo, da dove è nata questa tua passione, come è venuto fuori queste... Ma io ho iniziato con una piccola radio circa 2 o 3 anni fa, era una radio di Legnano che aveva vinto un bando per poter comprare della strumentazione, ma era una piccola radio web, ci muovevamo con un computer e con delle cuffie, potevamo metterla ovunque. Questa cosa ci piaceva, che la radio potesse essere ovunque sostanzialmente, perché poi trasmetteva worldwide nel web. Poi da lì Rock and Roll Radio, in cui so che anche tu sei stato, sì. Il salotto di Mao era anche Rock and Roll Radio, mi ricordo. Come no, abbiamo fatto una puntata insieme anche certo. lì una volta. C'era anche prima Mattia Martino che veniva ogni tanto insomma giù da quelle parti, e poi insomma questa cosa è diventata appunto... E poi Radio Popolare, dove siamo prodati ultimamente. Senti, vabbè, adesso io poi mi sono preparato, so che sei anche, diciamo, non soltanto, diciamo, laureato, ma laureato in giurisprudenza sul diritto d'autore. Assolutamente. Quindi tu fai consulenza, qua che ce ne sono tante? No, ho abbandonato abbastanza. T'ha nauseato la questione? No, più che altro poi nella vita devi fare delle scelte, se no... fare tutto sarebbe bello, fare tutto sarebbe bello, ma non è possibile purtroppo. Allora senti, adesso... Anche se fare tante cose ti distrae certo. dal non fossilizzarti su una cosa sola, ecco. È chiaro, e come al solito è sempre una situazione un po' equivoca. Senti, e invece torniamo alle tue canzoni. Il prossimo brano come si intitola? Il prossimo brano è il singolo tratto da questo disco, si chiama Oggi mi sono svegliato male, ed è un po' un manifesto di una vita dissoluta. Qual è la mia? Una vita dissoluta. Oggi mi sono svegliato male. Oggi mi sono svegliato male, signori, e Giuseppe Fiori qui al Salotto. Mi sono svegliato male, ho in mente un sogno da realizzare, ma non ho le forze per ragionare.
forse buttarti via dai pensieri miei. Oggi proprio non lo farei, oggi mi sono svegliato male, a colazione niente di speciale, un altro giorno da dimenticare. Oggi mi sono svegliato male, il sole sorge rallentatore, aspetterò domani per ricominciare. In realtà l'ultimo accordo era questo, però non mi è venuto. Vabbè, è il bello della diretta, è il bello della... Un po' Beatles, no? Aspetta, quello lì è un mi, quello lì ho capito, con la cosa di Non so che nome ha, ma sotto. è quello. È Sì, quello. è quel mi minore che quando lo fai puoi fare un pezzo dei Beatles, uno degli Oasis, e comunque cioè, viene fuori Funziona sempre. un accordo molto corposo, ti capisco perfettamente, è anche uno di quelli miei preferiti. Volevo chiudere la serata, se Sì. me lo concedi. Ho visto che ti accompagni con dei brutti ceffi. Che cosa Sì, succede? volevo fare un pezzo con un gruppo di ragazzi che è venuto a Milano e ho avuto la fortuna di produrgli il disco. In realtà è il loro primo EP, so che sono stati ospiti qui da te. No, ma per quello mi permettevo così, perché li ho già visti io, li ho già visti. Sono in tanti, in realtà, cioè loro sono in 4, in realtà qui ce n'è uno solo. Simone degli Abisso 04. Eccoli qua, Simone. Bentornato. Allora, visto che il disco l'abbiamo registrato a Milano, il pezzo lo suoniamo qui. Mi sembrava questo no. un contrappasso giusto. Questo non me l'avevi detto, va bene. E allora sentiamo Sì, praticamente... sempre un onore. Un onore essere qua, sì. Sei Sì, tornato qui sul palco del salotto. Sì. Stasera sei più Questa sera con il nostro George Martin. Conoscendolo ha trovato la scusa per tornare, perché no, se poi lo trovi anche settimana prossima lui. Certo, ma lo so, ma giustamente, anzi io me lo auguro di ritrovarlo qui, perché poi sai, uno di quelli che poi È c'ha le sue sempre un amiche, piacere. porta le sue cose, noi siamo contenti, è chiaro, non è che è normale. È sempre un piacere. Allora, e quindi questa sera ci farete sentire una... Facciamo un pezzo, il pezzo che dà il titolo al nostro EP, che ha prodotto artisticamente Giuseppe Fiori, a cui farei un grandissimo applauso. Come no? E si intitola Casa Tua come l'EP e lo trovate su tutte le piattaforme streaming, Facebook, cioè Abisso 04 su Facebook, poi dappertutto tutto il resto. È stato anche stampato. Sì. Quindi Sì, questa sì, sera sì. praticamente un evento unico, più unico che raro, perché Sì, praticamente... non è mai stata fatta questa cosa, quindi Questa- l'abbiamo provata 2 secondi fa. quindi- Però lui è veramente il produttore di questo Lui è veramente album il degli produttore. Abisso 04 Esatto. e di questo brano che si chiama Casa Casa Tua. Tua. Cerco un mondo dove l'aria che respiro sa di casa tua, un posto dove nel tuo sguardo ci sprofondo e tutto poi migliora, nel letto caldo e là fuori il vento e non c'è sbaglio se viviamo senza tempo, un giorno spento che scorre lento, non ha importanza se qui ci sei tu. Sta arrivando quel momento in cui la mia vita avrà una svolta, so di per certo che anche tu ne farai parte, partiremo insieme laddove un sogno non è un miraggio ma è tutto vero, e quindi posso averti accanto e più in là del ponte all'orizzonte lì il tuo cuore allungherò il mio braccio. Ti afferro e non ti lascio. E allungherò il mio braccio. Posso donarti tutto. Scegliendo il niente accanto.
verso la tua bellezza. Insieme spezzeremo il male che ci affligge, perderà la morte e asciugherò il tuo pianto, e da spaglie fango potrai liberarti se tu accetti me al tuo fianco. Ma se scappando di tanto in tanto ti volti e mi sorridi, ti afferro e non ti lascio e allungherò il mio braccio. Ti afferro e non ti lascio. Posso donarti tutto. Scegliendo il niente accanto. Grazie Giuseppe Fiori, Abisso 04. Giuseppe Salotto. Fiori, featuring in Abisso 04, grazie Giuseppe di esserci. Grazie e buon venuto. proseguimento.